In Friuli dal Cile per apprendere nozioni su come produrre energia alternativa. Vediamo. Conoscere la nostra realtà locale in materia di gestione dei fiumi e di sbarramenti a fini energetici. Lo scopo della visita dell'ecologo e analista cileno Juan Pablo Orrego, coordinatore della campagna internazionale Patagonia senza dighe. Anche il Friuli sta vivendo un pericoloso accanimento sulle sue acque e sul suo territorio, evidenziano le organizzazioni ambientaliste friulane, Comitato Difesa del Bacino del Tagliamento, WWF e Legambiente Regionale, che hanno organizzato questa visita nella nostra regione in cui affermano la situazione tollerata fin troppo a lungo sta mettendo a dura prova l'ambiente. En Chile estamos hace 5 años desarrollando una campaña muy fuerte che si chiama Patagonia senza dighe. In Cile da 5 anni sta costruendo una campagna che cerca di fermare un progetto idroelettrico che oggi è appunto in mano all'Enel. Per cui si è costruita questa campagna che si chiama Patagonia senza dighe, Patagonia sin represas, in Italia, che cerca appunto di fermare il progetto attraverso la collaborazione di organizzazioni italiane. E anche qui in Friuli abbiamo visto appunto, stiamo vedendo come tutto ciò si sta verificando attraverso l'esclusione della società civile dai processi di presa di decisione. Adesso andrete a visitare quanto sta facendo invece in Carnia la SECA. Vamos a visitar ahora Carnia, ¿no? Sí. La localidad de Carnia, donde al contrario hay una iniziativa comunitaria para... Sì, in Cile tutto il settore energetico è appunto in mano a 3 imprese, e mentre la visita appunto della cooperativa SECA può essere un esempio di produzione alternativa diffusa con la partecipazione della gente. Quindi, ed è quello che noi stiamo chiedendo dall'inizio della campagna e da molto tempo prima ancora, un sistema di produzione e distribuzione dell'energia su piccola scala diffuso e attraverso il controllo, grazie al controllo anche della popolazione locale.